Gods and the Wine a Roma, benvenuto a Roma da Cecina, è un bel viaggio ma vale la pena. Immagino la rinascita dei vigneti, questo tempo rigogliosi, ormai siamo già quasi alla fioritura. Ecco, vendemmia un po' pazzerella sarà, di sicuro, un vino che simboleggia la rinascita della bella stagione. Ma diciamo bianchi e rosati, secondo me, solitamente di annata, quindi andiamo a raccogliere proprio lì l'espressione della raccolta del frutto e trasformazione subito in prodotto finale. Quindi, dovendo scegliere fra il rosa e bianco tuo? Personalmente rosato. Rosato, allora, quindi rosato che è una specialità diciamo della costa toscana, anzi un tempo erano famosi, oggi come si stanno riscoprendo molto i rosati ultimamente. Il nostro è rosato diciamo un po' fuori dagli schemi di tutti gli altri, è un Syrah Merlot, viene fatta una vendemmia leggermente anticipata in modo da riuscire a dare anche quel pizzico di acidità in più, e appena arriva in cantina viene subito mandato in pressa. Noi abbiamo sempre i vecchi torchi di una volta, siamo di famiglia. Molto, molto deciso come gusto, molto pieno, ricco, molto gastronomico si direbbe, anche da bordo piscina ma non solo. Il colore sembrerebbe più provenzale leggero, invece è molto deciso. Quindi ci aspettiamo una stagione decisa la prossima. E per quanto riguarda ecco, invece sull'abbinamento, no? Qui stasera siamo a casa Pierangelini. L'abbinamento, due vini tuoi e due abbinamenti particolari che hai vissuto. Ma allora, se ci sarà il pesce, presumo qualcosa, quindi direi il prunaio, vermentino in purezza, diciamo della costa. Ecco, proviamo a spiegare il successo del vermentino, perché secondo te ha successo il vermentino? Beh, un vino fresco che si riesce a bere bene ora nel periodo magari estivo, aprile estivo, appunto con dei piatti di pesce riesce a sposarsi benissimo secondo me con queste specialità, il chef sicuramente riuscirà a proporci. Quindi, ok, vermentino ha questa speziatura, ricchezza, ma poi alla fine è sempre placido e fresco. E invece sulla carne, un vino tuo da abbinare una bella carne? Sulla carne, una bella carne, io andrei sul nostro cru, che è un Cabernet Franc in purezza, 18 mesi di barrique. Quindi Cabernet Franc che è secondo vino... terzo passaggio, quindi diciamo non troppo aggressivo dalla parte del legno. È un 2019, quindi ancora un po' giovane, però... Cosa che ti piace a te del Cabernet Franc? La complessità del vino. È un vino molto complesso ma senza esagerazioni. Veramente di classe e finezza, non vi aspettate il solito bombone Cabernet Franc perché non lo è. Complimenti. Grazie.